Giovanna Santin, presidente di Federalberghi. In questi giorni si parla molto in ambito del turismo di questa tassa di soggiorno che la Regione avrebbe l'idea di realizzare. Ne parleranno a fine mese in Consiglio regionale, però già si stanno sollevando diverse perplessità, dubbi. Ne parliamo appunto con la presidente Giovanna Santin. Ma noi siamo assolutamente contrari alla riesumazione di questa tassa di soggiorno che potrebbe creare e creerà in questo momento, dove stiamo cercando di promuovere il territorio a livello non solo provinciale ma regionale, sulle tipicità, sulle eccellenze, sull'agroalimentare, di vedere vanificato tutto questo sforzo e addirittura rischiando di perdere tour operator e turisti che vanno in cerca di altre mete vicino a noi. Ecco, il rischio maggiore è infatti proprio questo, si parla tanto così di far sistema, di avere un territorio che viene valorizzato, ma con queste iniziative qui si rischia di ottenere l'effetto contrario. Infatti io credo che in questo momento, dopo la presentazione anche del piano del turismo regionale, dovremo lavorare insieme, fare sinergie e sistema per promuovere il territorio e far diventare la regione Friuli Venezia Giulia una meta turistica e non parlare di tasse o balzelli che in questo momento sono solo controproducenti.